I 10 milioni di passaggi superati per la prima volta rappresentano solo uno dei record di questa stagione turistica nella montagna del Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche gli oltre 18 milioni di incassi, nonostante il calo delle giornate complessive sugli sci dovuto allo scarso innevamento di inizio stagione, e ci sono gli exploit dello Zoncolan con oltre 3 milioni di passaggi e di Tarvisio a trainare con oltre 290.000 primi ingressi l'aumento degli sciatori del 6,3% su tutti i poli sciistici rispetto ai già ottimi risultati dell'anno passato. È andata molto bene, quindi record su record, era difficile battere le presenze nei poli montani dell'anno passato, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sfondato i 10 milioni di presenze e devo dire che un po' tutti i poli hanno chiuso la stagione con il segno più, questo a testimonianza di quanto le nostre piste vengono ricercate e la qualità delle stesse. Per questo io voglio ringraziare gli operatori di Promoturismo per l'eccellente lavoro che fanno, ma anche i servizi come dire, che ruotano attorno alle piste e allo sci, quindi è un sistema montagna del Friuli Venezia Giulia che funziona. Tra i punti di forza, hanno spiegato l'assessore al turismo Bini e il direttore di Promoturismo Mestroni, c'è sicuramente un'efficace politica dei prezzi contenuti, che però, fermi da tempo, dall'anno prossimo saranno ritoccati. Di quanto lo deciderà la Giunta, ma, assicura l'assessore, resteranno competitivi. E ormai sono, se non erro, 3 stagioni che noi manteniamo i prezzi invariati, quindi non troverei scandaloso un ritocco il prossimo anno, anche perché ribadisco una riregolamentazione delle tariffe, delle tante tariffe che noi abbiamo, anche perché cioè, il differenziale rispetto agli altri poli è davvero molto importante.